Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Importanti novità per chi entrerà in Slovenia. Dalla mezzanotte di domani, mercoledì 28 aprile, saranno aboliti i posti di blocco al confine con Austria e Italia, mentre resteranno presidiati quelli con l'Ungheria. Lo ha deciso nella giornata odierna il governo di Lubiana. L'ordinanza modifica i controlli all'ingresso che avevano sollevato non poche polemiche anche dalle nostre parti, dal momento che in molti valichi secondari si erano rivisti i blocchi fisici come durante il precedente lockdown, ma di fatto non cambia le condizioni per entrare nell'ex paese jugoslavo, la quarantena. Infatti l'Italia al momento resta tra i paesi della lista rossa. Per non scontare il periodo di isolamento sarà necessario esibire, in caso di controllo, un test negativo non più vecchio di 48 ore. Per i transfrontalieri resta l'obbligo di tampone settimanale, un certificato di guarigione dal Covid o di avvenuta vaccinazione. In caso contrario scatterà una sanzione che va da 400 a 1500 euro. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.